Cristiano, Ehi là, andiamo ad allenarci? andiamo a allenarci oggi, sei Dai. pronta? Sì, a far fatica. Qui siamo in Pugilistica Rodigina, dove ho iniziato da poco, grazie a Cristiano, ad allenarmi. Qui c'è anche Beatrice che vi saluta, la mia supporter preferita. Ciao. Un'ora di fuoco. Cosa ci faccio io qua? Mi chiedete, potrei fare questo tipo di sport? Sì, ma non a livello agonistico. Per questo Cristiano mi allena da sola. La box mi sta insegnando tanto, anche altri valori, mi sta insegnando anche a gestire la rabbia, a sfogarmi e fisicamente a stare meglio, nonostante i problemi che ho, i dolori che ho, che sapete che per me fare questo tipo di sport e muovermi normalmente è anche più faticoso per delle persone normali. Ma comunque siamo qua o no, giusto? Siamo qua, non si molla, quindi vi faccio vedere oggi il mio allenamento. Destra che vuoi, distraggo caviglia. Richiudi un po' le gambe, cambio il giro. Ok. Esterno, interno. Ruotare bene. Ruotare. Apri gli occhi, diciamo che ti gira la testa. Non me l'aspettavo. Vai. Chiudo, apro. Andiamo, vieni. Andiamo. Bravissima. Siamo alla fine, dai. Andiamo, recupero. Su, cambio. Bravissima, recupero. Lo stavo prendendo. Lo stavo prendendo anche questo. No. È coordinazione motoria, credo. Ma non è che non ce l'hai, è che tu non ti stai impegnando. Entro, là, diagonale. Guarda qui. Esci. Entra. Esci. Entra. Esci. Entra. Esci. Sì, non ti dico parolacce, è giusto. Devo fare un altro giro, Eccolo il ritmo. Oh là, hai visto? Bravissima. Eccolo. Andiamo, su. Bravissima. Dai che ci siamo, andiamo. Benissimo. Ok, vuoi usare ormai l'hashtag spalle sciolti? Non so come farle sciolte. Cioè adesso non stare lì, sciolti. È diventato l'hashtag, spalle sciolte. Oh, sciolti. Senti, allora vai. Se senti sciolti, guarda le mie, guarda le tue. Non vedo le mie. Ho capito, come vai a non vedere le tue? Diagonale, parti da qua. Ok, tutte e due le gambe orizzontali. E via diagonale, via. Oh. Andiamo, su che va benissimo. Andiamo. Perfetto. Dai che ci sei.
vai. No, no, è giusto, Cri. Se sbagli te lo dico. Sai che io non ho problemi se sbagli. Andiamo, su, su. Via, su, su, su. Ok, ripartiamo. Uno, gamba. Oh. Senza piano. Bene? Sì. Sicura, recuperiamo un po', eh? Op, 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 op. Ok? Sei pronta? Mano avanti, mano dietro. Sposta il corpo indietro. Questa occupa. Mano avanti. Sposta. Mano avanti. Sposta. Vai che ci sei, vai che ci sei, vai che ci sei, metti giuste le gambe, rifacciamo. Facile, se fosse facile. Oh là, dai che forse abbiamo trovato il meccanismo. Andiamo che va bene, no, non puoi dire sempre no. Dai. Non è le gambe storte. Fanno tipo così. Ma no, non fanno le gambe così. Sei tu che non rientri nel monte, valle, monte. Avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro. Spostando il corpo ci metti i colpi. Spostando il corpo ci metti i colpi. Che a me è facile, Dai, finiscilo il giro. Non è che sul ring fai, dura 3 minuti un round e dopo 1 minuto e mezzo e dici, oh aspetta, fermiamoci. Non c'è fuori secondi, Se no... Andiamo. Vai. Daria un crogno, era vicino alla femmina, ho passato un crogno. Ha trovato in maniera simbolica. Hai visto? Se invece lo mettevi via cosa ti rimaneva? Che avevi sbagliato a fare una cosa. E adesso lo metti via con soddisfazione, perché l'hai fatta. Non bene. Ma cosa c'entra non bene? Non è che era come serve fare tutto fatto bene. Ma cosa c'entra? La prima volta facciamo sta roba qua. C'è gente che ha 20 anni che lo fa ancora sbagliato. Tu la prima volta lo fai fatto sbagliato, non è che l'hai fatto bene. Non pensare che ti dicessi che l'hai fatto bene, hai sbagliato, è la prima volta. Quelli che sono 20 anni che lo sbagliano. Ce ne sono da 20 anni che ne sbagliano. Voi non lo sapete lei che è un mese che viene, che ha solamente rodigina pugilistica. Vai. Vai, andiamo, su. Andiamo, dai, andiamo. Recupero le ultime 3. Via, su, andiamo. Dai, andiamo. Via. Recupero, altre 2. Com'è qui, a posto? Altre 2. Si diverte, si assana. Via, su, andiamo. Dai, su. Andiamo, ruota, bene, andiamo. Recupero l'ultima, qui. Vai via, su, andiamo. Andiamo. Recuperati. Alla massima. Ancora, ruota.
sinistro, ok? Via, ancora, via, andiamo, seguilo, andiamo, recupero, non ho detto basta, ho detto recupero. Recuperare è diventante, è troppo rossa. Aumenti il montante anche, la prossima settimana. Abbiamo messo i ganci e abbiamo ancora messo il montante. La prossima settimana lo mettiamo perché siamo focalizzati sul lavoro della coordinazione motoria. La coordinazione motoria, secondo me è più importante la coordinazione motoria che mettere il montante. Te lo perdono solo perché ho le telecamere. Dai, andiamo, sei pronta? Sì. Andiamo, vai. Destro, sinistro. Gira bene i corsi, devi prendere la distanza giusta, non stare troppo vicino al tuo avversario. La distanza giusta per girare bene i corsi. Destro, sinistro. Destro, sinistro. Dai, andiamo. Via. Bravissima. Destro, sinistro. Mettiamo il gancio adesso, no? Ok? Mettiamo il gancio destro. Ok? Vediamo. Gancio destro, diretto sinistro. Ok? Via. 1, 2. E chiudi col gancio ancora. Quindi 1, 2, 3. Ok? Ruota bene, mi raccomando. Gamba a destra esterna dell'avversario, via. 1, 2, 3. Via. 1, 2, 3. No, questo è diretto. Ok? Via. 1, 2, 3. Via. Via. Dai, ci sono. Via, 1, 2, 3, via, 1, 2, 3, via, 1, 2, 3, settella, movimento, andiamo via, hop, movimento, hop, metti bene i colpi, hop, diretto destro, destro sinistro, Qui è Cristiano. Finalmente, che prima era andato a bere il caffè. Cosa vuoi dire, Cristiano? È stata brava oggi? Stiamo facendo progressi? Sì, beh, i progressi sì, li facciamo sempre. Si progredisce sempre, non si torna mai indietro. Però ne abbiamo di strada da fare, ma è bello così, Così abbiamo sempre un motivo in più per vederci, per allenarci. Una cosa che mi sono tanto rossa. No, Per morire. Una cosa che mi hai detto alla prima lezione, ti ricordi qual era? La Teresina mi ha detto Cristiano nella prima lezione, devi guardare il tuo avversario negli occhi, perché se non lo guardi negli occhi vuol dire che hai paura, esatto. o che gli manchi di rispetto. Esatto. E mi ha fatto piangere. Mi sono trattenuta, però mi sono commossa. Ci stai, giusto, non devi mai guardare per terra nella vita. Eh sì, ma se una persona ci vede male, io sono abituata a guardare. Non si guarda mai per terra, si guarda sempre avanti. La vita è un orizzonte avanti, non è un orizzonte per terra. E c'è chi magari non ce l'ha e usa altri, usa l'intuito. C'è sempre un orizzonte per tutti nella vita, ricordati. E dopo questa vi aspettiamo in pugilistica Rodigina. Grazie Cristiano. Grazie a te, ciao.